Sportivi siciliani, ben trovati anche per questo venerdì pomeriggio per il consueto appuntamento sportivo legato alle 3 squadre professionistiche che puntualmente ogni settimana regalano emozioni. Parliamo del Catania, parliamo del Trapani e parliamo anche del Messina. Appuntamento come al solito in diretta il venerdì alle 15:20 sul canale 15 del Digitale Terrestre, ma siamo anche in contemporanea su Globus Television, sempre grazie anche alla piattaforma HBB TV del canale 15, sempre di 7 Gold. Puntata molto interessante, ospite, che poi ospite non è perché è un vero e proprio opinionista e collaboratore, nonché co-conduttore di questo programma, questa settimana Salvo Russo. Ciao Salvo, ben trovato. Ciao Ettore e buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Allora, è stata una settimana ingarbugliatissima perché il Catania perde con l'Avellino, il Messina sappiamo benissimo che dopo questa sconfitta contro il Sorrento ha vissuto una settimana da panico perché ormai veramente probabilmente c'ha i giorni contati, lo sapremo penso entro la fine della prossima settimana, ed il Trapani che stranamente ritorna a vincere una partita importante contro il Latina cercando di rifiatare e addirittura si ritorna a parlare di playoff, ma di questo secondo me forse è un po' esagerato. Il sunto di queste 3 squadre in 30 secondi. Salvo. Settimana complicata, weekend complicato, sul campo e fuori dal campo. Sul campo soprattutto fuori dal campo. Sul campo saranno impegnate Catania e Trapani, il Messina riposa perché la partita che avrebbe dovuto disputare con la Turis non si giocherà per le note vicende, ma a Messina si sta giocando un'altra partita probabilmente più importante. Sì, per il futuro della stessa società. C'è una situazione ingarbugliatissima. Sì, è vero. Allora, diamo a questo punto spazio subito al calendario del weekend calcistico perché si gioca come al solito tra sabato, domenica e anche lunedì. Abbiamo la schermata degli incontri, eccola qui: Picerno Latina, Cavese Catania, Giuliano Sorrento, Potenza Casertana, Trapani Altamura, Cerignola Benevento, Avellino Monopoli ed infine Crotone Foggia. Riposano appunto questa settimana il Messina, che ha già annunciato Salvo Russo, e anche la Juventus Next Generation. Questa sarà la 17ª giornata. Guardiamo la classifica prima appunto che inizi a tutti gli effetti questa giornata dal weekend particolarmente interessante. Avellino in testa con 66 punti, 64 per il Cerignola, con 54 il Monopoli, con 51 il Crotone, 47 punti per Catania e Picerno, 46 Benevento e Potenza, 41 Juventus Next Generation, 40 punti per il Giuliano, con 38 la Cavese, 35 Trapani insieme al Sorrento, 34 Altamura, con 30 il Foggia, 28 punti per il Latina, 26 per la Casertana, ultima in classifica il Messina con 19 punti e ben 4 punti di penalizzazione. Allora possiamo iniziare a questo punto ufficialmente con la nostra puntata. Iniziamo con il Catania. Lei presenta Sicilia, prima era a Trinacria, proprio adesso ando fianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Allora, Catania che giocherà fuori casa, giocherà domani a partire dalle 15 contro la Cavese. Nel frattempo possiamo vedere anche le immagini di questa sconfitta contro l'Avellino, dove abbiamo visto, secondo me, un ottimo Catania nei primi 20-25 minuti. Poi, insomma, questo Avellino ha dimostrato che se è al primo posto ci sarà pure un motivo. Salvo. Sì, Catania che ha disputato secondo me un ottimo primo tempo, quindi più di 25 minuti, perché alla fine nel primo tempo il Catania ha mostrato di avere grinta, determinazione, anche gamba e lucidità mentale. È chiaro che poi l'Avellino nella ripresa ha avuto anche il piglio della squadra capolista e che ha anche dei mezzi specifici, no? Uno su tutte il duo d'attacco Patierno e Lescano, anche se secondo per me la è il verità, più forte in questo momento in categoria. Assolutamente, anche se per la verità Lescano è rimasto un po' in ombra, però Patierno davvero ha fatto la differenza. E poi l'Avellino dispone anche di un collettivo soprattutto a centrocampo
che ha elementi fuori categoria. Abbiamo visto il gol di Lunetta, secondo me la chiave di lettura anche in prospettiva play-off è legata anche a questa bellissima continuità che in questo momento Lunetta sta proponendo nel movimento d'attacco del Catania. Sei d'accordo? È importante la sottolineatura perché in questo momento Gabriel Lunetta sta facendo un po' la differenza lì davanti, si è cucito addosso il ruolo di falso 9, è andato in maniera continuativa in rete in queste ultime partite. Diciamo che è chiaro che l'assenza di Inglese si è fatta sentire. È tornato in panchina però, eh? È tornato in panchina, ha avuto un minutaggio, probabilmente Toscano lo utilizzerà anche nella trasferta di domani per fargli assaporare l'alta atmosfera dei 90 minuti. Questo contagocce ci sta pure bene, Salvo, sai perché? Perché come tu ben mi insegni, cioè è inutile in questo momento buttare nella mischia per tutto l'intero incontro una punta che sappiamo benissimo è fondamentale per il Catania, quindi il rientro da questo infortunio così gradato credo che potrebbe essere interessante. La gestione è mirata e chiaramente va oltre la regular season perché chiaramente il Catania sarà impegnato nell'altro torneo più interessante che è quello dei playoff ed è chiaro che centellinare tutte le energie, non solo quella di Inglese perché nel frattempo Guglielmotti sta recuperando, sì. E come esterno aspettiamo sempre Sturaro anche, no? Sturaro è già dentro sì. la rosa dei convocati e probabilmente domani potrebbe avere qualche chance sì. Anche per lui qualche minuto, anche perché l'esclusione per squalifica di Ditacchio impone a Toscano di trovare soluzioni. Probabilmente Quaini giocherà dal primo minuto. Ma non è escluso che Sturaro possa fare almeno 45 minuti, no? Sì, infatti Quaini accanto a De Rose nel centrocampo ormai che ha una certa valenza, ma De Rose, ma Sturaro potrebbe anche lui avere qualche minuto a disposizione. Insomma, si va a cava dei Tirreni, coscienti un po' tutti che i 3 punti sono fondamentali per cercare anche di consolidare questo quinto posto. La Cavese giustamente tenterà un aggancio ancora più determinato ai playoff, ma soprattutto anche perché la prossima settimana il Catania si ferma e il Picerno potrebbe approfittarne. E non solo il Picerno, e purtroppo il calendario del Catania viene in qualche modo compromesso perché le giornate finali, sai, sono molto importanti anche per capire quale grado di intensità la squadra ha in questo momento. In prospettiva anche playoff. In prospettiva playoff. E sai, una sosta in mezzo alla penultima giornata potrebbe giovarti. Anche perché poi l'ultima giornata giochi a potenza. E poi giochi a potenza. Voglio dire, non sarà neanche una partita facilissima. È uno scontro diretto. È vero. Bene, allora a questo punto sentiamo anche le parole di Mimmo Toscano nella conferenza stampa di presentazione di questo incontro. La squadra partirà oggi e domani alle 15 scenderà in campo a Cava dei Tirreni per una partita che in questo momento è certamente una partita molto molto interessante. Queste 2 partite, come l'ho detto oggi ai ragazzi, vi avevo detto qualche mese fa che il finale di stagione sarebbe stata il momento di crescita per arrivare al momento giusto, nel modo giusto al momento giusto. Queste 2 gare, a partire da quella di domani, saranno lo specchio di quello che sarà dopo. Quindi se vogliamo essere ambiziosi, vogliamo giocarci qualcosa di importante, queste 2 partite sono fondamentali. A partire da quella di Cava, dove il livello motivazionale, partita equilibrata, magari partita non bellissima, con 2 squadre che magari giocano in modo speculare, dove l'iniziativa, il coraggio, il produrre, il non concedere all'avversario saranno determinanti, saranno l'anteprima di quello che sarà dopo. Intanto pensiamo alla partita di domani, non ai playoff, perché ripeto, la cosa più importante sono queste 2 partite, i playoff saranno una conseguenza. Per quanto riguarda la varietà dei gol, noi studiamo molto l'avversario. Ogni partita cerchiamo di mettere in campo la strategia giusta per l'avversario che affrontiamo.
di cercare di colpire gli avversari dove possiamo esprimere meglio le nostre qualità e dove i punti deboli dell'avversario li hanno. Ci sta riuscendo abbastanza bene, ma lo dobbiamo fare con più continuità, perché per esempio con l'Avellino avevamo preparato una gara di cambiare gioco molto velocemente, l'abbiamo fatto, però poi il cross, l'attacco alla porta potevano essere più efficaci. La cosa più importante siamo noi, la crescita nostra, il sapere che sarà una partita probabilmente più difficile di quella con l'Avellino. Per tanti motivi o per diversi motivi, l'atteggiamento e l'approccio della gara saranno fondamentali, anche perché ci dobbiamo preparare a questo tipo di sfide. Che la squadra sia cresciuta da questo punto di vista mi fa molto piacere, e ci abbiamo lavorato tanto nel confronto continuo, nei dialoghi individuali, nei dialoghi di reparto, soprattutto sotto l'aspetto mentale, ma ancora non basta questo. No, io l'ho detto ai ragazzi, non basta, perché se bastasse non saresti andato a casa con l'Avellino con 0 punti. Sì, 2 tiri in porta, un Eurogol, alla fine si è andato a casa con 0 punti. Sì, siamo cresciuti in queste 7-8 partite, molto. Hai trovato compattezza, equilibrio, anche pericolosità offensiva, con caratteristiche diverse, però non basta, ripeto. E queste 2 partite ti devono servire per questo, oltre a servirti a consolidare la posizione, magari guadagnarla, e nei playoff avere il vantaggio di avere le prime 2 partite in casa. Sono tante le motivazioni, questo voglio dalla squadra, che pensi in modo ossessivo a questo. Insomma, questo Catania deve avere le giuste motivazioni, come ha detto Mimmo Toscano, motivazioni legate anche e soprattutto ad un piazzamento importante nella griglia playoff, perché è chiaro che se poi tu ti ritrovi al 5° posto, le prime 2 partite le giochi in casa, 2 risultati su 3, e certamente è un buon viatico poi in prospettiva per i playoff che diventeranno nazionali, dove lì probabilmente è tutto un terno all'otto, però arrivarci con 2 bei risultati nelle 2 partite eliminatorie certamente potrebbe essere di buon auspicio e di buona serenità. Sì, Toscano però ha ragione, ha detto ai prof ci pensiamo dopo, nel senso che in questo momento il Catania deve consolidare la propria posizione in classifica con l'obiettivo di migliorarla, perché poi, sai, 4° o 5° posto potrebbe non fare nessuna differenza, però a livello anche di motivazione, a livello psicologico, a livello degli avversari che vai ad incontrare, può fare la differenza. È chiaro che per comunque arrivare ad affrontare i playoff deve avere la condizione necessaria, deve avere la mentalità giusta, è un'altra storia rispetto infatti al lui lo campionato. dice, abituiamoci a quel tipo di tensione, perché poi nei playoff, soprattutto quelli nazionali, probabilmente entreranno in gioco altri fattori che sono anche e soprattutto mentali. Assolutamente sì, ed è questo, no? Toscana ha ancora 3 settimane di tempo per lavorare sul gruppo, cercare di far portare questa sua mentalità all'interno del gruppo, perché sarà importante sfruttare le proprie doti, le proprie qualità, pensando alla singola partita. Quello è... Beh, non è che sia un ragionamento sbagliato, condivido appieno quello che hai detto e che tu stesso hai confermato. Tra l'altro non sarà della partita Francesco Di Tacchio, peccato, perché in questo momento probabilmente è un po' l'ago della bilancia in tutto il reparto di centrocampo. Sentiamo proprio una battuta dopo la sconfitta di Avellino, è una mancanza che probabilmente si potrebbe far sentire a Cava. Sì, questo era diciamo, è stato il tassello più importante, aver recuperato tutti. E adesso ci sono queste 2 partite, niente scontato, sappiamo che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi, perché mantenere la posizione in classifica può essere un tassello importante. Questa squadra ha grandi valori, grandi potenzialità e detto, ripeto, vogliamo arrivare bene
a questi playoff. Ecco Salvo, ancora una volta anche Di Tacchio conferma che questa squadra ha qualità, e quando si ha qualità poi alla fine i giochi diventerebbero più facili, più abbordabili per una squadra che ha qualità e che vuole raggiungere degli obiettivi. Sì, e questo il Catania ha completato, se non del tutto, ancora c'è qualcosa da fare, un processo di maturazione che è coinciso col rientro in squadra di quelle pedine importanti che erano rimasti un po' ai margini per infortunio per troppo tempo. Di Tacchio è uno di questi, ma non solo lui. Aspettiamo Il ritorno di Inglese. Il ritorno di Inglese. Lunetta è ritornato, devo dire, pronto. Lunetta, ecco, vedi, poco fa parlavamo di Lunetta, altra pedina fondamentale in questo momento nello scacchiere di Toscano. Sicuramente Di Tacchio nelle partite che finora l'hanno visto protagonista è stato colui che ha dato al centrocampo qualcosa in più, una quadratura, e soprattutto giocatore indispensabile nella fase di interdizione. È vero. E lì domani ci sarà un banco di prova importante per questo il ho detto centrocampo. che secondo me l'assenza è pesante. Ma sì, assolutamente, anche perché gli equilibri in questo momento della squadra erano quelli, l'abbiamo visto a Trapani, l'abbiamo visto a Messina, come la squadra abbia in qualche modo avuto giovamento dal ritorno di queste pedine fondamentali. Per cui comunque sì, la quadratura del cerchio in alcuni momenti di questa stagione è un po' saltata. Adesso si è ritrovata una certa quadratura al di là degli elementi. Certo, chiaro, è logico. Quindi domani comunque De Rosa e Quaini sicuramente avranno però da sviluppare una strategia diversa contro una Cavese che ha gamba, che ha voglia. La Cavese non è fuori dai giochi assolutamente. Anzi, guardiamoci un attimo nel frattempo le immagini di una sconfitta interna che ci può anche stare contro il Cerignola. Sappiamo benissimo la forza del Cerignola. Ecco, domani per esempio la Cavese avrà senz'altro tantissime motivazioni, il Catania pure. Quindi quali possono essere a questo punto i modi per poter insomma, battere questa Cavese, che in casa comunque ha dimostrato di fare sempre grandissimi risultati? La Sala Cavese viene da un periodo di risultati abbastanza costanti, cioè questa è la sconfitta che ha rimediato in queste ultime 6 giornate, poi ha vinto o pareggiato, e quindi è una squadra da tenere in grande considerazione, anche perché gioca in casa. Generalmente Cava dei Tirreni è sempre stato un campo terreno ostico ostico per il Catania, da sempre. Peraltro non ci saranno tifosi del Catania al seguito, questo ormai lo sappiamo. E poi c'è un altro elemento, che è Cosimo Chiricò. Ecco, diciamo che sarà probabilmente anche un po' la mina vagante all'interno del rettangolo di gioco, perché un po' di motivazioni secondo me Chiricò ce li ha, è come se ce li ha. Spirito di rivalsa. Peraltro ci sono state delle dichiarazioni di qualche giorno fa dello stesso Chiricò, che ha detto che insomma con l'ambiente Catania non si è lasciato proprio Vabbè, benissimo. succede che un giocatore non rende, succede che poi ha qualche battibecco con la tifoseria, qualche problemino con la società, insomma questo è anche il mondo del calcio, quindi bisogna accettare anche questo, ma non credo che sia soltanto Chiricò il grande problema della partita di domani, penso che questo me lo puoi confermare pure tu, no? Confermo, no, l'abbiamo messo lì, infatti, però è certo. chiaro che una rondine non fa primavera, nel senso che poi Chiricò lo conosciamo, lo conoscono i suoi ex compagni, certo. Sanno eventualmente come arginarlo, come bloccarlo. Anche se Chiricò sicuramente avrà un carico di energia certo. suppletiva in questa partita, però è chiaro che non può essere Chiricò, no, lo spauracchio di questa Cavese, che invece è un collettivo di categoria
che sa gestire bene le È partite, vero. soprattutto tra le mura amiche. Una partita soprattutto contro il Catania che può valere potenzialmente una quasi certezza per i playoff, perché insomma 3 punti pesanti contro una diretta concorrente e soprattutto distanziare anche potenzialmente il Trapani, che poi cercherà magari con la sua partita interna contro l'Altamura di conquistare 3 punti che potrebbero rilanciare volendo anche il Trapani, ma di quello poi ne parleremo dopo. Sai cos'è? E poi forse dobbiamo chiudere lo Sì. spazio sul Catania. Sì. Sai cos'è? Che la sconfitta con l'Avellino, che ci può anche stare, Sì, e condivido. che però è arrivata in un certo modo, perché il Catania non ha sicuramente demeritato, è stato un Catania generoso che se l'è giocata a viso aperto. Assolutamente, assolutamente. Però sì. sai, potrebbe condizionare psicologicamente il gruppo, potrebbe condizionare un po' praticamente questa sorta di momento positivo per il Catania che durava da 8 turni. Certo, la sconfitta contro la potenziale capolista ci può anche stare. Il punto forte del Catania è non snaturarsi a Cava dei Tirreni, Sì. non giocare con l'eccessivo obbligo di portare per forza a casa il risultato, quantomeno di saper gestire la partita, cosa che ha fatto a Trapani e a Messina. E allora sono sicuro che a questo punto proprio l'impegno mentale della squadra sarà sviluppato soprattutto dalla volontà di mister Toscano, e questo l'ha detto anche in conferenza stampa, di far sì che queste partite servono per prepararsi a partite ancora più difficili. E quindi noi sotto questo punto di vista siamo assolutamente ottimisti. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità e poi subito a parlare del Trapani. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Intanto una cosa importante è che il ritorno di Aronica è servito intanto per battere il Latina 2-0, tranquillizzare l'ambiente, cercare di ricaricare le batterie, tranquillizzare il presidente Antonini che insomma la settimana precedente ce n'aveva per tutti, compreso soprattutto anche un atteggiamento certamente poco professionale secondo me di Torrente, che aveva puntato tutto sulla partita contro il Catania, è andato male e ancora continuava a voler rimanere ancorato in quella panchina. Ha fatto bene a questo punto il presidente Antonini di prendere una decisione netta. Lunedì stesso esonero di Torrente e il ritorno di Aronica. A Latina si è visto un Trapani forse un po' più determinato, o sbaglio? Sì, Trapani più determinato contro un avversario che però ha grossi problemi, no? Il Latina lo sappiamo. È stata la partita tra l'altro dell'esonero a quel punto anche inevitabile del siciliano Boscaglia. Ma sì, cioè il Latina è una squadra discontinua, molto discontinua. È vero anche che il Trapani veniva da 6 sconfitte consecutive, il cambio dell'allenatore ha portato forse una ventata diversa a livello di atteggiamento della squadra, no? Sì. Però il test adesso difficile, secondo me, è proprio quello interno contro l'Altamura.
perché l'Altamura non è ancora salva matematicamente e ha bisogno di punti, è una squadra tignosa. Ma credo abbordabile per il Trapani attuale. Sì, è abbordabile. E stavo facendo il ragionamento questo. Adesso sta al Trapani Certo. confermare quantomeno, se non in toto, ma anche in parte andrebbe bene, davanti al proprio pubblico, l'atteggiamento mostrato a Latina. È lì che bisogna lavorare, perché la squadra vista contro il Catania mi è sembrata una squadra un po' scarica. Troppo scarica, oserei dire. L'arrivo di Aronica sotto questo punto di vista, come abbiamo detto proprio in apertura della rubrica dedicata al Trapani, è servita per smuovere un pochettino qualcosa, e c'è riuscito effettivamente. Il ritorno di mister Sasà Aronica ha aiutato il ritrovamento anche di un percorso che probabilmente era inizialmente diverso, però adesso si è dovuto un po' adeguare a quella che è attualmente la fase della stagione proprio del Trapani Calcio. Sentiamo le parole proprio di mister Aronica dopo la vittoria a Latina. Credo che oggi sia una vittoria del gruppo, una vittoria di chi è da inizio campionato suda per questa maglia, e quindi sono molto contento per i ragazzi che veramente hanno avuto quel senso di rivalsa. Dopo 6 sconfitte non è facile risollevarsi, e in una partita molto difficile come Latina, e chiaramente aveva anche come noi ambizione per il risultato. Ma più che altro l'ambizione è quella di finire nel migliore dei modi. Ecco, non è secondo me una rosa che meritasse 6 sconfitte di fila, e quindi sappiamo il valore della rosa, sappiamo dei giovani di prospettiva, sappiamo anche dei giocatori d'esperienza che compongono appunto questa rosa, e quindi cercheremo in tutti i modi di finire questo finale di stagione nel migliore dei modi, e già da domenica prossima in casa sicuramente dovremo rimettere quella che è stata, diciamo, la positività, l'entusiasmo, la grinta, la concentrazione che oggi si è vista in campo. Avevamo rischiato pochissimo, avevamo avuto l'occasione per andare in vantaggio sul fine del primo tempo con Sabatino, colpendo la traversa, quindi sapevamo che era una partita che si poteva sbloccare sugli episodi, e quindi avevamo grande concentrazione, avevamo solidità difensiva, avevamo lavorato su principi importanti per cercare di ripartire, e anche il fatto di poter giostrare su dei cambi importanti sicuramente mi ha dato la possibilità sul finire di venirne fuori, però fino all'espulsione la squadra aveva tenuto molto bene il campo, concedendo e rischiando molto poco. Potrebbe diventare effettivamente un crocevia la partita contro l'Altamura. Sentiamo a questo punto un servizio che ci presenta questa partita. Entusiasmo cautamente ritrovato. Era fondamentale dare un taglio alla striscia di 6 sconfitte consecutive. Vittoria e salvezza raggiunta contro una diretta concorrente. 2 risultati in uno. Una profonda boccata d'ossigeno per tutto il gruppo squadra che, pur avendo le proprie colpe in una stagione difficile, si è scrollato di dosso un periodo complicato. Adesso rimane lo scopo di concludere al meglio la stagione. 3 partite da affrontare con la mente sgombra. Domenica alle 17:30 al Provinciale arriva Altamura, in successione poi Benevento fuori e Casertana l'ultima sempre in casa. Salvezza raggiunta, ma con le possibilità, seppur ridottissime, di ritagliarsi un posto nella griglia playoff. Insomma, la speranza è l'ultima a morire, perché si ritorna a parlare di playoff, e se ci sono dei risultati che potrebbero agevolare il ritorno possibilmente nei playoff di questa squadra, personalmente sono contento, perché avere anche il Trapani nei playoff vuol dire un'altra siciliana che può lottare per andare in Serie B, anche se poi il percorso, sappiamo benissimo, è molto lungo e anche molto difficile. È tortuoso il percorso, anche perché davanti ci sono la Juventus Next Generation, che per oggi giocherà 2 partite, sì, perché già riposa questo turno. Riposa proprio questa domenica. Poi c'è il Giuliano, che è una squadra tosta che non molla. Anche qua il Giuliano è riuscito ad inserirsi ed è sempre lì, sì, in bilico, però sempre dentro ai playoff. Poi c'è la Cavese, che però è già un po' più distante, il Trapani, il Sorrento, ci mettiamo dentro pure l'Altamura, perché la differenza è di 1 punto, sì, e quindi capisci che poi gli equilibri sono questi, no? Il Trapani deve giocare poi a Benevento, e lì forse probabilmente
potrebbe esserci e lo poi spartiacque. ospitare la Casertana, Casertana. quando però i giochi potrebbero già essere fatti anche per Quindi in gli questo eventuali momento, a play-out. questo punto, la partita interna contro l'Altamura e potenzialmente la trasferta di Benevento può diventare il momento cruciale della stagione. Antonini deve guardare un po' indietro, a 2 mesi fa, quando ha confermato Torrente, quando si capiva che già la squadra non stava rispondendo al Diciamo meglio. pure che la squadra non l'ha proprio seguito. Ecco, e probabilmente doveva prendere dei provvedimenti un po' prima. E poi c'è stato il calo anche psicologico di tutto l'ambiente dovuto alla rimodulazione della classifica, Sì. perché il Trapani... Beh, lì sono saltati tutti gli equilibri. saltato tutti gli schemi, il Trapani era inserito in maniera costante nella griglia, Sì. playoff, poi ne è Tutti uscito. quei punti giustamente È chiaro lo hanno... che poi risenti un po' anche di questo clima e del fatto che appunto dal punto di vista di conduzione tecnica Torrente non aveva più il polso della squadra. Assolutamente. Per chiudere il discorso riguardante il Trapani, arriva come al solito il punto di Enzo Biondo. Quest'ultima giornata di campionato, il Trapani che torna al provinciale per ospitare domenica alle 17:30 il team Altamura. Una partita sulla quale poggiano le ultime speranze di poter occupare o recuperare o risalire posizioni, perché comunque la lotta per il 10° posto resta ancora aperta. Ovviamente la squadra di Totò Aronica deve cercare di vincere le ultime 3 partite, Altamura, trasferta di Benevento, poi in casa con la Casertana, e sperare contemporaneamente che il Giuliano o la Juve Next Gen compiano qualche passo falso. Più che un discorso legato alla matematica ma non alla realtà. Certamente però i tifosi Granata aspettano che i loro beniamini, fra virgolette, possano regalare un pomeriggio meno amaro, meno anonimo degli ultimi, perché da tempo il Trapani non vince al provinciale, ha regalato soltanto sconfitte in serie, si è allontanato dai playoff e adesso c'è da verificare se il successo colto nel finale a Latina ha ridestato l'umore, se ha ricreato un minimo di gruppo all'interno di uno spogliatoio che durante l'anno non è stato proprio il migliore possibile. Cosa succederà? Di contro c'è da dire che il team Altamura sembra ormai pago di aver raggiunto con largo anticipo la salvezza. La speranza è comunque che si possa assistere ad una partita magari con tanti gol e perché no anche con un buon calcio. Prima di parlare del Messina, gli ultimi 30 secondi dedicati al Trapani. Saranno 6 o 9 i punti che il Trapani cercherà di portare a casa prima della chiusura della stagione, secondo te? Ma il Trapani cercherà di fare il massimo. È chiaro che la partita di Benevento, che è alla penultima giornata, potrebbe essere un ostacolo. Un ago della bilancia anche poi in prospettiva con la Casertana, no? Perché se la Casertana arriva all'ultima giornata che deve avere punti, sarà difficile poi, Adesso in prospettiva vediamo, perché poi si potrebbe decidere già tutto per quanto riguarda i play-out, certo, anche fuori dal campo purtroppo. La vicenda Messina in questo momento sì, tiene tutti a bocce ferme. Tiene tutto a bocce ferme, è chiaro. Però è chiaro che queste 3 partite per il Trapani possono davvero rappresentare l'ulteriore trampolino di lancio per riprendere per i capelli una stagione che a questo punto sembra un po', se non fallimentare, quasi decisa. Diciamo negativa, così accontentiamo tutti. Ci dobbiamo fermare, l'ultima pausa pubblicitaria e poi chiudiamo con il Messina Calcio. Buona Pasqua a voi, amici del cuore. Sono qui per ricordarvi che anche a Pasqua andremo in onda. Vi aspettiamo sul canale 15 del Digitale Terrestre mercoledì, ma anche giovedì alle 20:30 sul canale 19 di TVM Palermo. Per intanto, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua
Ultimo segmento della nostra trasmissione Stadium Sicilia, è il momento di parlare soprattutto di questa ingarbugliatissima situazione del Messina Calcio. Sono giorni frenetici in riva allo stretto, perché veramente probabilmente non è esclusa una esclusione, non è escluso un gioco di parole, un'esclusione del Messina proprio in questa parte finale della stagione, che potrebbe creare dei grandissimi problemi anche eventualmente con il nuovo disegno di questa classifica, che potrebbe ancora una volta rivoluzionare i piani di moltissime società. Allora Salvo, facciamo così: abbiamo la dichiarazione del sindaco Basile, perché c'è stata questa riunione ieri drammatica, perché ha partecipato anche il mister Banchieri, ha partecipato il sindaco, ha partecipato anche il direttore sportivo Roma. Sentiamo quello che ha detto il sindaco Basile e poi da lì possiamo ancora di più intuire quale potrebbe essere la fine di questa telenovelas. Un confronto che è servito un po' a chiarire quello che è stato il percorso di quest'ultimo periodo. Peraltro mi fa anche piacere che c'è stato presente il direttore sportivo Domenico Roma, con il quale abbiamo effettivamente condiviso questo periodo particolare, un periodo nel quale effettivamente più di un soggetto si era interessato all'acquisizione della CR Messina. La società di questo fantomatico Sissè ogni giorno cambiava un po' l'atteggiamento nei confronti dei soggetti che oggi sostengono che sono disponibili a darla. La novità di oggi è questa, ma è la novità di oggi. Io ho chiarito in maniera, penso, garbata a tutti i tifosi che comprendono la situazione, che se non c'è questa procura, la procura in base alla quale Sissè dà mandato ad Alaimo a vendere, nel momento in cui arriva si apre uno scenario nuovo. Ho lavorato nella misura in cui ho avuto il rapporto telefonico con questi due soggetti che hanno dialogato direttamente con Sissè. Io sono convinto, rispetto a quello che ho avuto modo di appurare, che se dovesse esserci la procura a vendere, uno dei due soggetti che ha mostrato interesse fino ad oggi, siccome non siamo in questa sede di tribunale, vediamo di capire se arriva la procura e vediamo di capire se i soggetti interessati riescono in 5 giorni, perché c'è la scadenza del 16, non sto vedendo un movimento che si è affacciato, ecco, questo lo devo dire. Insomma, la data del 16 aprile diventerà la data più importante, forse anche della storia del Messina e la storia anche di questo campionato. Un'eventuale esclusione del Messina ridisegnerebbe di nuovo una classifica e probabilmente potrebbero saltare anche molte posizioni per moltissime società. Il tuo pensiero, e poi dopo sentiremo anche la dichiarazione di mister Banchieri, una dichiarazione che sembra più da dirigente che da allenatore. Sai, è una situazione che sarebbe deleteria a 3 giornate dalla fine, ridisegnare tutto, rimodulare tutto, sconvolgere gli equilibri e gli obiettivi delle squadre che stanno lottando in questo momento su diversi fronti. Chiaro che questa situazione prima o poi deve avere dei punti fermi, già dall'avvio del prossimo campionato. Se vuoi si ipotizza, se non l'esclusione diretta, almeno per il momento, ma una ulteriore penalizzazione, il che porterebbe comunque alla retrocessione di fatto della CR Messina. È una situazione paradossale dove nessuno al momento sa cosa fare. Basile lo ha detto, la novità di oggi è questa, ma ci aspettiamo il nuovo passo. Il problema è che la data del 16 incombe e quindi a questo punto c'è veramente da pregare. Più che da pregare sono due le strade percorribili. O c'è la procura a vendere e ci sono però gli elementi, i soggetti interessati ad acquistare che sganciano subito per coprire che intanto coprono e poi si avviano tutte le procedure. Lì ci saranno tempi più lunghi, ma intanto c'è la volontà, bloccano il tutto anche a livello federale, perché
quello che è successo a Messina in quest'anno è davvero paradossale, perché chi compra uno come Cissé, che si sa che insomma non aveva le carte in regola, ecco, diciamo così, perché sennò rischiamo di prenderci la querela. Sì. Ecco, è chiaro che il sentimento dei tifosi è questa, la presa in giro oltretutto, perché poi sul campo diciamo che la squadra sta anche lottando, Bancheri su questo se la sta giocando, i giocatori si sono stretti, stanno cercando di far capire, ma non è sufficiente, che non è, però non sono loro, ecco, no? Il problema non sono loro. Ma infatti lo ha sottolineato anche mister Bancheri, siamo quasi in chiusura, sentiamo proprio questa dichiarazione dopo questa riunione che c'è stata al comune di Messina, questo incontro quasi amichevole, anzi sicuramente molto amichevole con i tifosi, a cui lui ha illustrato l'attuale situazione. Vi abbiamo chiesto chiaramente tutti noi della squadra al sindaco di poter far lasciare il club a chi lo può mantenere, perché così chiaramente non si può andare avanti, le scadenze sono, scusate la voce, e le scadenze sono perentorie, quindi abbiamo chiesto al sindaco di far liberare il club dall'attuale proprietà, che chiaramente è inadempiente in tutto, questo sia chiaro. Gli hanno detto al sindaco, che domani depositeranno, ma è un domani che c'è da settimane, ragazzi, quindi che sia chiaro a tutti. Che sia chiaro a tutti. È un domani che si protrae da 1 mese e mezzo. Daranno una procura a vendere, ma lo sapremo domani alle 2:30, ma è lo stesso domani, ragazzi, perché sia a tutti chiaro che è da 2 mesi che aspettiamo. Quindi non vendiamo nessuna illusione. Noi sia chiaro, noi e la squadra insieme a voi non molleremo fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Ecco, la squadra non mollerà e questo certamente è un messaggio meraviglioso di mister Bancheri, che oltre ad aver dato un gioco ed una mentalità anche vincente ai ragazzi in questa parte finale della stagione, ha dimostrato anche di avere una maturità e una sensibilità non di poco conto, quindi doppio bravo a mister Bancheri. Dobbiamo chiudere e dire che sarà un weekend interessante per queste 3 squadre siciliane, speriamo che vada tutto per il verso giusto e poi venerdì prossimo racconteremo. Tra l'altro venerdì prossimo il Catania insomma sarà trattato in maniera diversa, proprio perché non giocherà domenica, in quanto avrebbe dovuto giocare con il Taranto. Bene, grazie Salvo per essere stato con noi. Grazie a te Ettore e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi anche in questa puntata del venerdì, per conoscere quelle che sono le 3 squadre siciliane in questo percorso di Serie C, un percorso tortuoso per alcuni, drammatico per altri. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo venerdì prossimo puntuali 15:20 come al solito sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma anche sulla piattaforma HBB TV attraverso il canale di Globus Television. Appuntamento a tra 7 giorni.